Spazzole e pettine in testa, il nuovo grido di protesta con tanto di inno di Mameli. Ci fanno chiudere qua, se aspettiamo ancora, dobbiamo lavorare, inutile. Qua aspettano le chiavi che gliele consegniamo e basta, perché non ce la fai. Con gli immancabili striscioni parrucchieri ed estetiste di 3 province, Venezia, Treviso e Padova, sono tornati davanti all'ingresso della sede della Protezione Civile del Veneto. Chiedono di riprendere l'attività. A questo punto sì, chiediamo l'apertura anticipata ed immediata, visto che tutte queste domande che sono settimane che noi ci facciamo, ancora non abbiamo avuto nessuna risposta. Allora a questo punto, in attesa che possano accogliere queste nostre esigenze, chiediamo l'apertura anticipata dei nostri negozi, perché siamo ormai stanchi di aspettare cose che non arrivano, non c'è ancora un protocollo che ci possa dire come dobbiamo aprire, perciò a mio avviso, come abbiamo chiuso con tutte le precauzioni che eravamo già di guanti, distanziamento, mascherine e disinfettanti, possiamo anche riaprire. A riceverli, ascoltando le loro richieste, l'assessore regionale Emanuela Lanzarin, cui è stato consegnato lo scritto di cui si farà latore con il governo e con la successiva promessa del presidente Zaia durante l'oramai consueto punto stampa, e cioè negoziare una sorta di autonomia territoriale che permetta di aprire queste attività quanto prima, vista la disponibilità del ministro Boccia in tal senso. Però ripeto, noi stiamo cercando di far passare questo messaggio e non da solo il Veneto, assieme anche alle altre regioni, e quindi ci faremo ancora di più portavoce di questa esigenza, di questo malessere. Non riaprire, dite, sarebbe un incentivare il lavoro nero? Certo, in questo momento purtroppo ci sono famiglie che non hanno da mangiare e questo succede. Succede il tutto perché la situazione è quella che è. Non sono arrivati i soldi, non sono arrivati cassa integrazione, non è arrivato nulla. Io ho dimostrato che si può lavorare in tutta sicurezza e in tutta tranquillità. Se non ci saranno risposte, come ho detto, sono disposto ad andare fino a Roma con pettine e forbici. Andremo tutta la categoria, e comunque se continuano a non sentirci ci obbligano a diventare tutti abusivi. Anzi, se non andrà in porto e non ci diranno come aprire, ci mettiamo tutti fuori con le nostre poltrone a fare una cliente alla volta, e lo faremo comunque. Sì, certo. Perché i soldi sono finiti e abbiamo bisogno tutti di mangiare.